Silvano Turatto è sempre stato un allevatore innovatore, fin da quando anni fa ha presentato a Padova, fu il primo, i distributori automatici di latte fresco. Oggi espone con la sua azienda qui a Cremona, è un produttore di formaggi, è un socio del consorzio di Asiago, andiamo a conoscerlo. Siamo in Fiera a Cremona, Fiera Zootecnica edizione 2025, incontriamo Silvano Turatto che è un allevatore di Villafranca Padovana in provincia di Padova ed è anche presidente di un'associazione importante, ricordiamo quale Silvano? Allora, l'associazione è l'ANARB, Associazione Allevatori Razza Bruna. Oggi è l'occasione, come in tante altre mostre, di presentare gli animali al pubblico e logicamente c'è una mostra e un confronto tra allevatori. Allora, quali sono le caratteristiche di questa razza, Silvano, e poi perché è importante che anche un pubblico non di addetti ai lavori venga a visitare un'esposizione come questa? Allora, la razza è proprio specifica per la trasformazione del formaggio, quindi la cosa principale è una razza da formaggio, quindi alta qualità del latte per una resa e per una qualità del prodotto nettamente superiore. E dopo lei è famosa proprio per la longevità degli animali che resistono molto sia in azienda che al pascolo dove vivono, insomma. Il ruolo importante lo riveste l'alimentazione per questi bovini, che è curata e, lo ricordiamo, l'erba medica è uno dei componenti fondamentali della dieta di questi animali. Sì, nel mio allevamento la base è proprio erba medica e questo fa migliorare ancora di più la qualità del formaggio. Adesso spoileriamo anche qualcosa perché poi nel proseguo della fiera vedremo una degustazione di formaggi, perché Silvano Turatto è uno dei soci del consorzio dell'Asiago. Avete vinto dei premi, ce lo spiegherai bene dopo. Intanto diamo qualche elemento ai nostri amici così li costringiamo a continuare a vedere Verde Nord-Est. Certo. Niente, abbiamo vinto 2 premi, un oro a Tours, un oro e un bronzo con i 2 Asiago, con le DOP Asiago, con l'Asiago dolce, fresco, e l'Asiago stagionato, l'Asiago Allevo, che è molto famoso. E a Caseus Veneti abbiamo vinto con un caciocavallo stagionato. Quindi come ogni anno la qualità viene anche premiata ai concorsi e ci fa molto piacere questo. Grazie a Silvano Turatto, continuate a seguirci perché non è finita qui da Cremona.